noi qui abbiamo già pensato a una penitenza per il ritardo, perché abbiamo detto il quarto d'ora accademico è già passato, quindi insomma ne sono uscite delle belle, quindi insomma sei disposto ad accettare la penitenza? Certo, mi farò perdonare, farò qualsiasi cosa. Questo è il pubblico di Giglia, il tuo pubblico, carissimo Luca, erano qua in trepida attesa, guarda, quanti sono? Grazie. Allora, ti vogliamo far accomodare, ti va di sederti? Anche perché loro sono qua, desiderano farsi le foto, fotografare il tuo CD. In sottofondo possiamo anche lasciarlo, perché no? Cosa? Il tuo CD. Certo. Allora, prima ero curiosa di sapere da loro, ma guarda, sono preparatissimi veramente, su tutto, anche sul privato. Però quello top, abbiamo detto non affrontiamo l'argomento. No, ma affrontiamo tutto. Che sì, hai visto? Tutto. Guarda, lei non lo vuol dire, ma quella ragazza l'ha detto, sì, chiedigli qualcosa sul privato. Sono incuriosite queste ragazze, ma invece la cosa che vogliamo sapere è questo tuo ultimo lavoro, il quarto album, fino a 3. Fino a 3. È un EP, contiene dei brani inediti, a parte Forse Forse, che è un brano, un vecchio singolo. Avete ascoltato, è cantato con Tinkerbell, è un'artista svizzera, molto bella, oltre ad essere brava, e c'è un brano scritto da Edoardo Bennato, c'è un brano scritto dove tra l'altro suona l'armonica, poi c'è un pezzo dedicato da Alex Baroni ed era scritto e cantato da lui, da Nicolò Fragile, ed era propinato da Alex Baroni. E c'è Fino a 3 che è il singolo ed è cantato insieme a Tania, ma credo che siano cose che già sapranno. Però è un lavoro che tu veramente, un sogno realizzato questo, perché qua c'è Luca Cantautore. Seggiolone, no? Quando eri piccolo. Di Luca Cantautore, che vediamo una vena un po' più rossa all'interno di questo CD. Sì, forse in questo disco meno rock, più melodico, perché ci sono delle canzoni che mi appartengono di più, altre canzoni che mi appartengono un pochettino meno, però sono tutti e 4 i dischi precedenti, quelli sentiti, autobiografici, quelli che mi rispecchiano e mi rappresentano. Questo ovviamente di più perché sono passati 3 anni e in questi 3 anni ho avuto modo di conoscermi. In questi 3 anni però l'amicizia con Mario è rimasta, si è rafforzata e c'è anche un pezzo all'interno di questa canzone che avete scritto insieme. La prova è questo brano che si intitola Piccola Stella, che in realtà dovrebbe essere questa creatura che nascerà a novembre, che sarà il figlio di Mario. Qualcuno diceva è già nato, no, a novembre. Sappiamo che tu vivi con Mario, vero? Mi hai raccontato quando ci siamo sentiti in radio. Diciamo che abbiamo in mente di non separarci, ma vivere in una bifamiliare, quindi nella stessa casa però con ognuno con i propri spazi. Quindi una collaborazione che comunque al di là dell'amicizia prosegue proprio lavorativamente parlando. Sì, prosegue perché lui, ci troviamo bene, sia dal punto di vista umano che sotto quello artistico, quindi poi è un bravissimo ragazzo, loro lo conoscono. Senti, la canzone Fino a 3 cantata con Tinkerbell, come nasce questa collaborazione con questa artista svizzera? Nasce grazie alle case discografiche, mi sento un po' papa. No? Ah, perché c'è l'eco, Fratelli! Fratelli? Grazie. Vediamo se non hai ancora bevuto. No. Puoi bere. No. Se lo concediamo, aspetto dopo, già mi hanno aspettato tanto. No, vabbè, ma un bicchiere d'acqua lo concediamo. Anche perché mentre tu bevi, allora, Davide, questo ragazzo qua, senti, io infatti a un certo punto ho detto quasi quasi perché non viene al posto mio. La canzone, parlavamo prima, la canzone di Alex Baroni. Come nasce quel brano che è all'interno, un omaggio che Luca ha fatto ad Alex? Sì, gli hanno fatto sentire questo provino, cantato da Alex Baroni, è scritto da Nicolò Fragile e a lui è piaciuta e l'ha voluto cantare per omaggiarlo.
Preparatissimo, ti ho detto, super preparato. Hai da fare nei prossimi giorni? Vuoi venire con me a fare promozione? Viene lei a fare... Allora, perché tu vai a fare produzione con Luca? Cioè, cosa hai detto prima non sai cantare perché sei stonata? Perché io cercavo qualcuno che sostituisse questa sera Tinka Bell. Sì. Si sono offerte tutte, però non per cantare, solo così, dice, per fare il playback. Sarò perfetto come piace a te, sofisticato e caldo come un tè, niente più follia né mania di grandezza. Ed ora in poi, solo di sabato ti tradirò, sarò bugiardo un giorno e là, non mi dire che lei niente come zero, e lei invece vuole cantare. Lei ci assomiglia anche un po' di più, guarda, è bionda. Dai, lasciate da parte la timidezza, perché insomma... Maybe, maybe I never shine. ci siamo quasi, I never shy. E insomma, quindi insomma questo... Del resto, insomma, tu hai già avuto altre collaborazioni anche in passato con grandi artisti, lo stesso Gigi D'Alessio, adesso in questo album Edoardo Bennato, quindi insomma è un onore, ma questo onora anche, insomma, anche Luca Napolitano, perché evidentemente se questi artisti hanno scelto un cantante come te vuol dire che insomma ci hanno visto lungo. O magari ci hanno visto corto, no? No. Secondo voi? Ecco, super bene, hanno vista. Quindi insomma è così. No, ci hanno più che visto, credo che abbiano avuto il piacere di darmi un pezzo, quindi credo che non si faccia nulla contro voglia, quindi per poter darmi un brano significa che un minimo di piacere da parte loro ci sia stato. Per me è un onore, per loro un piacere. E grazie alla casa discografica sono riuscito, alla Warner Svizzera, sono riuscito ad uscire con un album, con una compilation di questi 4 album, che uscirà sia in Svizzera, in Germania e in Austria. Quindi mi porterà un po' in giro in Quindi Europa. anche il mercato estero, insomma. Senti, ma lei non è tanto brava in italiano però, Molto brava in italiano. Sì? Non sono Sono io che sono un disastro in tedesco e in inglese. No, non è vero. Qualche altra domanda, perché poi dopo ve lo lasciamo per le foto, per autografare i CD. Facciamo vedere quanti CD, perché insomma sei pronto, perché guarda sono tanti da autografare, veramente tanti. Sentiamo, vuoi dire qualcosa? Lei, aspetta. Ecco, avvicinami che c'è la cassa. Si è seguito amici quest'anno, quale dei ragazzi ti piaceva di più? Ho seguito amici quest'anno. No, ho seguito. Avevo una simpatia, per Annalisa. Annalisa, quindi insomma anche voi siete avete il parere insomma condiviso con Annalisa. Tu no? Non ti piaceva? Devo dire che comunque devi tanto alla scuola di Maria. Bevo tutto alla scuola di Maria e mi hanno permesso di realizzare il sogno di poter avere un contratto discografico, poi da lì realizzare degli album per arrivare fino a 3 anni. In quell'edizione Amici 8, se non Amici 8, sì. In effetti c'erano tanti grandi artisti, tanti talenti e quindi per loro dovevi vincere tu, però in effetti eravate veramente bravi in tanti, quelli soprattutto che sono arrivati in finale. Credo che più che vincere l'importante era la nostra vittoria è stata avere un contratto discografico e poter venirne fuori, quindi avere una vetrina importante che ci permettesse di farci conoscere. Poi ottenuto il contratto discografico siamo stati fortunati perché specialmente la mia edizione Alessandro, Valerio e io abbiamo ottenuto 3 contratti discografici con 3 case discografiche diverse. Senti, quanto ti piace la condizione live, anche in questo momento qua, questo incontro con loro, ai quali hai detto veramente, insomma tanto, loro ti hanno dato tanto, dedica. Sono più predisposto alla
contatto umano che è quello di Facebook in realtà, perché preferisco guardarli negli occhi, abbracciarli, fare le foto con loro, sapere dai loro sguardi, dai loro occhi, capire quello che trasmettono, perché poi ti danno loro la carica, la forza di andare avanti. Senti, questa canzone fino a 3, poi ti lascio a loro, parla di tradimenti, cioè qualche volta si può tradire. Com'è questa storia? Ce la racconti un attimo perché non ci risulta molto chiara, vero? Soprattutto al signore l'ha detto. Diciamo, quante coppie ci sono? Quanti? Quante coppie? Quante coppie ci sono? No, senza che ve ne andate voi. Che vi ho visto, stavate abbracciando prima. Cioè, se chiedi a qualcuno se ha tradito, lo dirà. No, non lo chiederò mai. Quante coppie ci sono? Quante coppie? Una. Coppia, quei signori là vedo mano nella mano, altra coppia. 4, bella maglietta. Poi? Coppia, quel ragazzo là. Ok. Avete mai tradito? Signora sincera, vedo sì. Sì. Tu invece hai mai tradito? Ma non lo so, no. No, Tradire si può, c'è sempre troppa una speranza, vero? non si. Il messaggio che noi diamo, stiamo scherzando. Certo. Non si tradisce, non si fa. Però noi raccontiamo una storia di due ragazzi che si amano, però si tradiscono e si raccontano bugie. Diciamo che è una parte c'è in Italia che nel mondo consistente, diciamo, c'è, che la pensa come fino a 3 il brano. Quindi noi raccontiamo quella parte La verità, insomma, quello che accade veramente nella quotidianità, purtroppo. Speriamo che non accada a noi, sono quelle cose che non vorreste mai che accadano in primis come persona a te, però poi quando meno te l'aspetti. C'era una signora prima, adesso se n'è andata, ha detto l'importante è passare. Fino a quando uno passa dalla porta non c'è nessun tipo di problema, poi al momento vuol dire che c'è un limite, è arrivato un limite a tutto. C'è anche la finestra. La finestra è più bassa. È più bassa la finestra. Senti, qualcuno invece prima quando chiedevo quale delle canzoni preferivano da questo CD, qualcuno mi ha detto come lei Risvegli, un'altra bella canzone. Risvegli, perché ti piace Risvegli? Ma io l'ho detto. Sì, io l'ho detto. Tu prima, non dire, insomma, io ho segnato tutto, Tata Rossa. E lei è quella che voleva sapere il gossip. Mi piace Risvegli, troppo emozionata, non parlo. Ce ne parli tu invece? Sì, no, Risvegli racconta la rinascita, no? Quindi il conoscersi di più e andare avanti, superare gli ostacoli. Un po' un proseguimento di fino a 3. Sì, diciamo il lato. Si tradisce, però poi dopo c'è comunque. È il lato bello di fino a 3, infatti è un risvegli, cioè una nuova giornata, una nuova vita. Noi ringraziamo Luca Napolitano, grazie davvero Grazie a voi. Luca. Grazie tantissimo per essere stato con noi, adesso... Scusate il ritardo ancora. No, sei perdono. Ti ho detto che ancora devi fare la penitenza, quindi insomma, hanno detto ti vogliono tutte quante baciare. Quindi, che penitenza è? È un piacere. Certo. E quindi insomma, Luca sarà a vostra disposizione per autografare il CD, mi raccomando in ordine, e quindi insomma potete già togliere il book, il librettino dal CD, benissimo. Grazie davvero. Grazie a te, grazie a. Io me lo ribacio. Grazie a Rovi Radio, grazie a Media World e a Rodolfo che si è fatto tanta strada in macchina. Davvero. Grazie ancora Rodolfo.